scacchi come nuovo strumento pedagogico, gli scacchi nelle scuole. L'universo fatto di alfieri e cavalli entra nelle aule scolastiche della porta principale. Grazie a un progetto targato XEN nazionale, finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea, i bambini delle 5 classi della scuola primaria di Sorso e Sennori hanno potuto per ben 4 mesi conoscere il gioco che da tempi remoti tiene incollati alla sedia decine di generazioni. L'iniziativa, denominata Black and White Sport Chess, è stata curata nel sassarese dall'istruttore della Glamour Events Sebastiano Paulesu. Conosciuto e apprezzato per una metodica di insegnamento decisamente creativa, le esperienze raccolte con gli alunni hanno permesso, a fine progetto, di redigere un libro che sarà successivamente proposto in un network con l'ambizione di diventare modello di studio per tutta la nazione. Finalmente noi ci possiamo reputare pionieri di questa introduzione degli scacchi a scuola. Personalmente sono più di 15 anni che lo faccio nelle scuole di ogni ordine e grado. Qualche tempo fa si considerava l'età migliore dai 7 anni in su. Però abbiamo sfatato anche questo mito, perché facciamo scacchi anche nella scuola dell'infanzia grazie proprio a questa metodologia su scacchiera gigante, dove i bambini entrano col corpo ad imparare i movimenti dei pezzi e quindi anche a 4 anni, 5 anni si può iniziare a giocare a scacchi. Creatività, soprattutto probabilmente nel gioco degli scacchi. C'è anche un ritorno nel rendimento scolastico? Bene, mi fa 2 assist, perché sicuramente il gioco degli scacchi sono riconosciuti per diciamo il loro ruolo metacognitivo, quindi soprattutto nell'area logico-matematica. Però anche qua abbiamo sfatato un mito, perché noi facciamo scacchi con le rime, con le filastrocche, con i disegni, e quindi la creatività gioca un ruolo fenomenale, soprattutto nel contesto scolastico, perché a scuola non si fanno scacchi sportivi, si fanno scacchi educativi, e quindi praticamente si riesce ad avere subito un ritorno scolastico. Ci sono delle ricerche fatte, ne ha parlato anche Piero Angela, Super Quark, dove praticamente si è dimostrato che gli scacchi hanno un grandissimo ruolo in tutte le intelligenze multiple cosiddette. Progetto ambizioso, quello che ha avuto Natali nel Nord Sardegna, al punto da coinvolgere, in questa sua primissima edizione, altre 3 realtà europee: la Federazione di Scacchi Catalana, l'Università di Scienze Motorie di Riga e l'Associazione Santos Mártires da Braganza del Portogallo. XEN sceglie ancora una volta la Sardegna con tanti suoi geti coinvolti. Sì, sceglie la Sardegna perché già dall'esperienza passata in Sardegna siamo riusciti ad implementare alla perfezione le attività che erano previste da progetto, e all'interno di questo progetto abbiamo l'Università delle Scienze Sportive di Riga, quindi dalla Lettonia, un'associazione, diciamo, di promozione sociale del Portogallo, che è l'associazione Santos Mártires, e la Federazione Scacchistica Catalana. Tutti presenti nell'isola per il tanto atteso appuntamento finale sono stati concordi su un aspetto per troppo tempo trascurato: gli scacchi hanno importanti ripercussioni anche sul rendimento scolastico. Per te com'è il gioco degli scacchi? Difficile. Sapevate giocare tutti a scacchi? Sì. Tu sapevi già giocare a scacchi? No. Cosa diresti a una bambina della tua età che non sa ancora giocare a scacchi? Che potrebbe imparare anche lei a giocare a scacchi. Ci vuole attenzione, però se devi essere brava, attenzione, però è sempre carino farlo. Viva gli scacchi! Ciliegina sulla torta a fine premiazioni. Lo XEN, con il suo presidente regionale Francesco Corgiolu, ha donato ben 2 scacchiere ad ogni classe aderente a progetto. Altro ingrediente utile a tenere accesa la fiammella della passione verso uno sport che, se amato e coccolato, sa regalare le stesse soddisfazioni di un pallone. Scacchi e rendimento scolastico, c'è un feedback già arrivato?
Assolutamente sì, c'è una ricaduta sul curriculum di tutte le competenze logico-matematiche, è veramente importante, soprattutto per i bambini che hanno difficoltà di concentrazione e di attenzione. Gli scacchi ha sollevato assolutamente la soglia di attenzione e di concentrazione sul lavoro. Chess is a great educational tool to use in schools, so children can learn a lot of skills that are going to be useful in their future lives, and it's also important not only in Latvia to give the children the best of the school and of the education, but also in the whole Europe, and why not to use chess as a great way to teach children a lot of good things. So. Bueno, pues el ajedrez es una excelente herramienta educativa. Con el ajedrez podemos trabajar muchísimas habilidades y relacionarlo con muchas materias que se trabajan en la escuela, como matemáticas, lengua, pero también con muchísimos valores: el respeto, la toma de decisiones, el aceptar los propios errores. Es por eso que nosotros hace ya 8 años lo introducimos en las escuelas en Cataluña, y estamos llevando a cabo un programa de entrenar a los maestros para utilizar el ajedrez como herramienta educativa, porque realmente es muy potente y creemos pues que es muy interesante y además muy viable para llevarlo a cabo a las aulas. Desde la Universidad de Girona hicimos una encuesta para ver si los alumnos que utilizaban el ajedrez como herramienta educativa tenían mejores resultados que los que no. Y entonces el resultado fue positivo. Ahora estamos haciendo otro estudio en el mismo sentido para ver si aquello fue casualidad o no, porque entendemos que no. Por eso lo que decía Marta antes, es decir, la paciencia, el orden y sobre todo el saber ganar y el saber perder, que eso va muy bien para la vida. Y el lema que utilizamos es: primero hay que observar, luego hay que pensar y luego hay que hacer. Por tanto, este es el orden a seguir, ¿eh? Y el resultado es positivo. Gracias. Nuestra organización es pionera en el trabajo con niños. Nuestra organización es la primera vez que está trabajando con niños en un proyecto de estos. Nuestra organización tiene experiencia en ajedrez terapéutico con personas con discapacidad. Esta es nuestra primera vez trabajando con niños, que ayuda el desarrollo, el desenvolvimiento de capacidades y que ayuda en la optimización de rendimiento del niño, del bambino, en el rendimiento que captan en la escuela.